La Regione sblocca finalmente i pagamenti dopo mesi di attesa e di sofferenza per le tante aziende che aspettano ancora di essere liquidati e poter così far fronte alle esigenze che il lavoro impone, anche se solo per l'anno 2022, nonostante siamo a luglio del 2023 e nel frattempo sono maturati ancora crediti verso i cittadini e le aziende. L'assessore all'economia Falcone afferma che ha dato via libera ai dipartimenti per liquidare i pagamenti fino a tutto il 2022. A seguito della definizione infatti del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre del 2022, i titolari della gestione della spesa della Regione, dipartimenti e non solo, possono così procedere all'emissione dei mandati di pagamento di propria competenza, con l'urgenza del caso derivante dal momento socio-economico che stiamo vivendo. Questo quanto ha affermato l'assessore all'economia Falcone a seguito dell'invio di una nota firmata anche dal ragioniere generale Ignazio Tozzo, indirizzata ai dipartimenti regionali e agli uffici equiparati. La comunicazione segue l'approvazione del riaccertamento dei residui avvenuta lunedì scorso da parte della giunta del governatore Schifani per una mole di spesa complessiva di circa 1,5 miliardi di euro. Stiamo dando un deciso impulso alla spesa, ha affermato il presidente Schifani, per avere sempre più le carte in regola, mantenere gli impegni e contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Confidiamo, conclude Falcone, che i dipartimenti possano raggiungere così entro i prossimi 15 giorni l'obiettivo di liquidare i pagamenti pendenti per almeno 1 miliardo.